frecce tricolori hanno nell'uomo loro più importante non un pilota, cioè non è in volo in questo momento l'uomo più importante delle frecce tricolori, ma è qui a terra con noi e... In questo istante i piloti li guardano in volo rovescio, guardano la spiaggia di Jesolo, controllano i punti di riferimento utili per il volo della pattuglia acrobatica nazionale. Noi non perdiamo gli uomini principali, i piloti principali che in volo vi lasceranno con il fiato sospeso. Allora cominciate a guardare le frecce tricolori in arrivo dalla vostra destra, cercate innanzitutto il capo formazione, cioè cercate il pilota più avanzato all'interno di tutto il gruppo della pattuglia acrobatica nazionale. Quello che vedete in questo momento condurre il resto dei 9 piloti è il capitano Jans Langen, cognome straniero ma italianissimo sia di nascita che di adozione, è il numero 1 delle frecce tricolori e subito dietro di lui al centro della formazione, circondato letteralmente da tutti gli aeroplani, abbiamo il leader della seconda sezione, il numero 6 delle frecce tricolori, è il capitano Marco Zoppitelli. A lui dovrete dire grazie fra poco per gli incroci che vi lasceranno appunto con il fiato sospeso, ma poi c'è un'altra persona che dovete cercare in volo con la pattuglia acrobatica nazionale. Aspettate di vedere la formazione di fronte a voi, cercate l'uomo più arretrato all'interno di tutto il gruppo dei 10 piloti, cercate il solista delle frecce tricolori, salite su verso l'alto con lui, è l'ultimo dei velivoli che vedete, questa è l'apertura del cardioide della pattuglia acrobatica nazionale, su verso l'alto con le frecce tricolori, via per quanto riguarda le due sezioni, la separazione e poi il solista. 5 velivoli, capo formazione tutto alla vostra sinistra, 4 velivoli e la seconda sezione tutto alla vostra destra. Voi non perdete il primo incrocio mozzafiato della pattuglia acrobatica nazionale, macchina fotografica al centro, pronti per la prima foto, ora! Vedete la sezione che vedete tutto alla vostra sinistra, è il capo formazione del numero 6 della seconda sezione che ruota nel cielo, ali parallele alla linea dell'orizzonte, cambio di configurazione in questo istante, cambio di configurazione della sezione del capo formazione, viene allontanamento alla vostra destra. Azioni fondamentali, non aspettate al centro, attenzione, pronti con la macchina fotografica, 1, con il rovescio, 2, così ali parallele via sinistra, strettissimo il capo formazione, si allontana tutto alla nostra destra, lo vedete sopra i grattacieli, attenzione al centro della zona di volo, sopra la barca di colore blu, abbiamo 3 pisti con 9-0 e via, onda, via. Ancora uno spunto di velocità, fermi così con lui e poi giù, scampanata. Signore e signori, questo è il solista delle frecce tricolori, il maggiore Simone Cavelli. Una delle manovre che sono uniche nel programma di volo delle frecce tricolori perché inizia con le due sezioni separate. La zona centrale, seconda rotazione adesso, ancora, numero 3. Salgono su verso l'alto i piloti delle frecce tricolori, parla di nuovo il capo formazione. Allora, via bianca, piccolo radio, in piedi, lascio il duco. Alla stessa velocità della voce, i piloti eseguono i comandi di Jans Langen e si portano in volo rovescio, puntano verso
dal basso, sale il solista delle frecce tricolori, innesca l'apertura delle due sezioni. La manovra dell'Arizona era il modo migliore che abbiamo per abbracciare il pubblico. Alzatevi e agitate tutto ciò che avete. Pronti? Via! E al centro, pronti per foto delle frecce tricolori. Ora! Grazie il ancora più lento nel cielo, il numero 10 è pronto a fermarsi. Ancora uno spuntino. Signore e signori, questo è il solista delle frecce tricolori, il maggiore Simone Cavelli. Una delle manovre che sono uniche del programma di volo delle frecce tricolori, perché inizia con le due sezioni. Poi guardate, tutto a sinistra sopra la linea delle case, sta arrivando il capo formazione, scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio esattamente nel centro. Formazione, questa è una bella foto delle frecce tricolori in volo rovescio sopra di voi, continua la loro rotazione, tutto alla vostra destra, 5 velivoli, è il capo formazione, cambio di configurazione. Di molta energia per quello che sta per mostrarvi, questo è l'unico jet al mondo ed è italiano che può eseguire il Lomsovar. Signori, silenzio. Sfrutta la forza di gravità il numero 10 per guadagnare energia, riprendere il controllo del proprio aeroplano, ancora l'aeroplano che ruota nel cielo si ferma così, tutto alla zona destra del pubblico, il solista punta verso l'esterno, vi indica la direzione dove guardare, voi scegliete il vostro capo formazione adesso, guardate a sinistra, al centro c'è Jan Slanger, oppure cercate alla vostra destra, al centro, in accelerazione, sta arrivando Marco Zoppitelli, non perdete l'incrocio mozzafiato della pattuglia acrobatica nazionale. Pronti con la foto? Ora! Via la rotazione dei gregari interni, guardate gli esterni che si avvicinano al capo formazione. Ancora, rotazione dei gregari, adesso guardate dietro la formazione, avanzano tutti i piloti della seconda sezione, si portano in linea di fronte con il loro capo formazione. Su verso l'alto, la pattuglia acrobatica nazionale arriva a raggiungere la sommità della zona di volo, sono 1500 metri, formazione a guida, con i 9 velivoli alla vostra sinistra, ce n'è uno che sta arrivando sotto la linea dei fumi ed è il solista, tutto alla vostra destra, questa a cui state per assistere guardando verso l'alto e cercando i 9 piloti delle frecce tricolori è la manovra della bomba! E il solista, ora! Foto ora e poi di nuovo su con il solista, via! Lo potete vedere adesso perché non ha fatto la delle acrobatiche hanno per rendere ancora più difficoltosa la manovra. Il carrello di atterraggio, il faro di atterraggio, tutta la configurazione di atterraggio riduce sensibilmente le prestazioni di qualunque velivolo, anche dell'MV339, che però ci regala ancora una sorpresa. Lo vedete? Allora, fumo bianco per mentre questa distanza, questo è il segreto in volo delle frecce tricolori. Guarda alla vostra sinistra, sta arrivando il solista, faro bianco di nuovo montato sul carrello, quindi massima difficoltà nella manovra, fumo bianco per... Insieme con il solista, fatevi sentire, ora! Volo folle, ovviamente di folle, c'è soltanto il nome in questa manovra, guardate come il
solista alla vostra destra si arrampica letteralmente nel cielo, raggiunge e scavalca il limite di sicurezza di volo che è alla nostra destra. Fumi colorati per la formazione, sono di fronte a voi leggermente a sinistra, questa è una bellissima foto della pattuglia, a destra arriva il solista. Bianco, rosso, questi sono i colori della nostra nazione che le Frecce Tricolori stendono con orgoglio durante tutte le loro manifestazioni a simboleggiare i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Allora, pronti a farvi sentire da loro? Urlate il più possibile ora! Di ritornare a rivolto. Poi vi ricordo che non è finita qui la manifestazione aerea, c'è tantissimo ancora da vedere, ancora l'aeronautica in primo piano fra poco e poi